Ciao a tutti e bentornati sul canale e in questo nuovo video. Oggi questo video incomincia da Camposilvano in Lessinia. Cercherò di arrivare alla Valle delle Sfingi, poi se il meteo me lo concede anche al rifugio Lausen, e intanto vi racconto anche questa perché è sicuramente un'esperienza da fare per chi vuole camminare qui in Veneto. Eccoci qua nella famosa Valle delle Sfingi della Lessinia a Camposilvano. Allora, per arrivare fin qui il percorso è molto semplice. Si arriva a Camposilvano, si parcheggia nel parcheggio grande a pagamento, si procede sulla strada principale verso il centro del paese, si passa il campeggio Camposilvano, lo si lascia sulla destra e poi poco dopo, in una località chiamata Il Fungo, si gira sulla destra, si entra in un sentiero e si arriva comodamente alla Valle delle Sfingi. Questo posto assolutamente suggestivo che merita di essere visto veramente tanto. Benché ve l'abbia fatte vedere le indicazioni, diciamo che sono un po' scarsette, ecco, benché si possa capire il percorso perché è abbastanza tracciato da chi ha camminato prima di noi. Uscito dalla Valle delle Sfingi si va a sinistra all'altezza di questo cartello qui. Non c'è scritto Rifugio Lausen, però si procede di qua. Che qui il telefono non prende, qua si è senza campo completamente. Ho attraversato un bel pascolo in salita con questo tempo anche molto suggestivo. Si arriva sopra e c'è l'indicazione per il rifugio Lausen, si prende subito sulla destra e c'è questo sentiero. Nel frattempo ho fatto anche un incontro in mezzo alla nebbia, c'era quella mucca lì che mi è spuntata dal nulla. Wow! Signorine, buongiorno. Qui sul percorso segnalato bene. Adesso la via è chiara e nitida, attraverso i pascoli si arriva al rifugio Lausen
Diciamo che la difficoltà è un po' soltanto lì all'inizio, però poi va via tranquilla e di gusto proprio. Bellissimo. Pascoli infiniti, paesaggio autunnale dai colori intensi nonostante la giornata sia molto cupa. L'unica cosa da stare attenti è dove mettere i piedi, perché le cacche sono tante. Proviamo ad andare a vedere se al rifugio Lausen c'è un po' di ristoro, mangiare qualcosa per poi ritornare indietro più veloci che mai. Benvenuti al rifugio Lausen. Un piatto di gnocchi, buona birretta e buon appetito a tutti. Benissimo, allora ho lasciato il rifugio Lausen, dove devo fare tantissimi complimenti ai ragazzi che lo gestiscono. Si mangia e si beve veramente bene, l'ambiente è frizzante, è proprio quello giusto anche da frequentare nelle serate estive, perché fanno ogni anno qualcosa. C'è stato un anno che hanno fatto della musica rock, quest'anno hanno fatto un evento di mountain bike, e veramente dei ragazzi genuini che meritano di essere supportati. Veramente bello, complimenti al rifugio Lausen, si mangia e si beve veramente bene. Ecco, sotto un'acqua torrenziale sto tornando verso Campo Silvano. Allora, i sentieri qui sono suddivisi a colori. Adesso sto prendendo quello verde, in circa un'ora mi porterà giù. È un giro ad anello. Adesso chiudo le comunicazioni per un pezzo, fino a che almeno non smette di piovere o che arrivo al parcheggio. Praticamente ha cessato quando sono quasi arrivato fino in fondo. Tra l'altro non è ancora del tutto cessata, però sono quasi arrivato al parcheggio. Diciamo che la strada di rientro
molto più comoda, molto più semplice, molto più breve, è indicata anche abbastanza bene. L'unico è stare un po' attenti a beccare il sentiero giusto quando si esce dal rifugio, però poi basta seguire le indicazioni, la strada è facile, comoda ed è un giro che veramente consiglio a tutti quanti. Mamma mia ragazzi, appena fatto in tempo arrivare in macchina, tutto giù un diluvio torrenziale, però anche questo giro è fatto, anche il rifugio Lausen è stato conquistato, è uno dei rifugi più bassi d'Italia, ma è sempre un piacere poter frequentare anche la Lessinia, ve lo consiglio assolutamente questo percorso. Sono usciti all'incirca 10 km più o meno, dai, giro che si fa in 2-3 ore, dai, io in 2-3 ore fermandomi a mangiare e tutto, quindi direi super promosso e consigliatissimo. Se anche questo video vi è piaciuto mettete un mi piace, scrivetemi i vostri commenti e iscrivetevi al canale. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!